E quindi siamo qui in questo bellissimo campo nuovo, ci vuole dire qualcosa? Parla prima il sindaco? Bene, è un'occasione meravigliosa, un campo sintetico per i ragazzi. Devo ringraziare la dirigente che ho a fianco, ma tutto il corpo docenti, perché grazie a loro, insieme all'amministrazione comunale, abbiamo realizzato veramente una cosa che i ragazzi si aspettano. Scuola vuol dire veramente offrire grandi servizi. Grazie a tutte le associazioni sportive che collaboreranno con l'Istituto Commissio. La dirigente scolastica assieme a capitano Genio Rotta, qua delle Eagles di Cividale, ci vuole dire qualcosa? Sì, buongiorno a tutti, mi allineo a quanto ha detto il sindaco, sono molto orgogliosa della realizzazione di questo campetto in erba sintetica. Questo progetto è stato realizzato grazie appunto alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e la scuola. Siamo una squadra perché da soli nessuno riesce secondo me ad ottenere e realizzare progetti così grandi. Sono molto felice anche perché tutto questo ricadrà sul benessere dei nostri ragazzi. Mi sto accorgendo che giorno dopo giorno l'attività sportiva aiuta non solo la crescita fisica ma anche completa la formazione generale dei ragazzi. Grazie mille anche alle associazioni sportive e anche agli amministratori e grazie infinito sindaco che collabora giorno dopo giorno con noi. Grazie. Ci vuole dire qualcosa il capitano Genio Rotta? Intanto è un onore per noi rappresentare un'associazione del territorio, essere qua, ma poi penso che sia, come ha detto la dirigente, penso che sia sempre forse più importante avere degli spazi di aggregazione all'esterno per i ragazzi e farli confrontare attraverso lo sport perché c'è tanto bisogno in questo periodo in cui tendiamo a isolarci e i ragazzi hanno bisogno di giocare e imparare. Penso che lo sport sia un mezzo incredibile per riuscire in questa missione. Adesso l'assessore allo sport ci vuole dire qualcosa? Sì, ovviamente da assessore allo sport sono soddisfatto che si continuino a implementare le aree sportive all'interno della città e questo si va a sommare ai numerosi interventi che già stiamo facendo da diversi anni sui vari impianti. Ma come è stato detto da chi mi ha anticipato e come è stato detto anche in fase di inaugurazione, questo non vuole essere solo un campo dove i ragazzi possano giocare, ma è un ulteriore spazio che si aggiunge alle già tante aree comprese all'interno della scuola, che possa diventare un'area di crescita e di confronto per i ragazzi. È una bellissima iniziativa, questo campo credo che sia un fiore all'occhiello, un privilegio per tutti i ragazzi di Cividale che vengono a questa scuola, poter giocare in un impianto che rappresenta un po' la sintesi del lavoro della scuola con il lavoro delle istituzioni che si sono messi insieme per dare questa bellissima cosa. Lo sport credo che sia una delle cose più formative, più educative, che aiuta i ragazzi a crescere, quindi è molto bello che scuola e istituzioni si siano messe insieme per dare la possibilità ai ragazzi di Cividale di fare sport.